Oggi apriamo il nostro notiziario parlando del sequestro del piccolo Giovanni. Negli studi abbiamo il padre del bambino rapito che vuole rivolgere un appello ai rapitori di suo figlio. Ma da scusare, radioascoltatori, con vostro permesso, so dico due parole per mio figlio. Fate carità, fate tornare a casa, figlio mio, che mamma è malata e manco sape, che su trichionna che manca di ca. Fate carità, perché tutta ricchezza, io figlio mio, che sera quando vengo a mia si stringe, e colere mi fa sempre passare. Signore rapitore, che è un povero padre di famiglia che vi pare, e cerco di farmi forza per dirvi che sbagliaste il sequestro, perché io sogno un povero operaio come tanti, e tutti questi soldi che volete io non l'avevo visto mai. Avevamo solo sto figlio che per nostra sventura è magari malato, e stiamo facendo tanti sacrifici per poterlo aiutare a essere in giro di salute come tutti gli altri picciriti. Se volete io vi posso dare tutto quello che c'è dentro. Maratemi figlio mio, fatemi la carità, fatemi la carità. Sapessi io verassi tutte cose, ma io non c'hai niente, ora lo sapete. Fate tornare a casa, figlio mio, che è tutta ricchezza do papà. Fatemi carità. Il padre del bambino è molto commosso e noi tutti ci uniamo a lui, sperando che con queste parole qualcuno dei rapitori si faccia vivo, anche telefonando nei nostri studi, dando qualche speranza a questo padre di famiglia sconvolto che non ha avuto più la forza di parlare. Pronto? Sono uno dei rapitori. Mi passo il bambino. Pronto, papà? Papà, rispondi. Pronto Giovannino, come stai? Papà, io sto bene. Ma tu stai piangendo? No Giovannino, è che sogno contento che ti sento papà. Papà, e la mamma come sta? Domani, se Dio vuole, ci fanno l'operazione. E oggi ti volevo dire, papà. Papà, il signore che è vicino a me mi dice che ormai è tutto finito e stasera mi riportano a casa. Sì Giovannino, donna papà, donna. Papà, io ho pensato a te e alla mamma e sono felice ora che ti ho sentito. Sì, figlio bello, magari io sogno contento. Papà, non piangi. Questi signori mi ripetono che tutto è finito. Non stai piangendo, Giovannino. Anzi, mi dicono che portiamo un regalo per la mamma, come quello che tu le volevi comprare e non avevi soldi. Sì, Giovannino, sì. Papà, questi signori mi dicono di chiudere, se no si fa tardi per venire a casa. Sì, figlio bello, sì, donna. Papà, aspettami, non andare a letto. Ciao, papà. Giovannino, quasi ci mano per me, signore. Fate carità, perché tutta ricchezza, io figlio mio, che sera quando vengo a mia si stringe, che colere mi fa sempre passare. Ringrazio a Dio, Signore, perché stasera torno
l'allegria e a gioia di la mamma e tuo papà. Fate magari